Ma la notte a Treviso c'è l'acqua, c'è Vladimiro. No, Vladimiro, a parte gli scherzi, questo programma è veramente un programma ricco. Adesso siamo qui, alle nostre spalle c'è l'Odeon. Odeon La Colonna, un'enoteca storica. Sì, un ristorante, enoteca, ristorante storico in un contesto bellissimo qui della zona di San Francesco, un altro dei diversi mulini di Treviso. Perché Treviso è sull'acqua. Sì, non è il Sile, sì, non è il Sile poi ricava dei canali. Ieri sera eravamo sul Macagnan, qui su un altro ramo, e quindi alcuni dicono la piccola Venezia, io che sono direi no, però ovviamente è sposata con l'acqua e quindi il Sile ha dato questi canali che hanno aiutato nella navigazione, nella lavorazione, certo. E quindi la caratterizzano, non si può dire Però di no. noi siamo qui per un'altra cosa, una tua passione che però si lega moltissimo al vino, cioè dei momenti, come dire, un po' di riflessione, no? Che ogni tanto ci vogliono, quei momenti in cui dici, Hai visto, ho sospirato per rilassarmi, sì, no? La fumata lenta. La degustazione non è solo di vino, di cibo, è ricavarsi un momento per se stessi. E quando si ha un po' di tempo, che non c'è nulla di meglio di degustare anche del fumo, no? Pensiamo ai nonni, il sigaro o la pipa. Non si fuma, ma si degusta il fumo e il tabacco, e di conseguenza ciò che come stimola le papille gustative. Poi il sigaro italiano ha una sua particolarità che appunto esporremo adesso. Ma infatti la particolarità di questa degustazione, di questa esposizione, è proprio che parliamo di un tabacco made in Italy, anzi in Veneto. Allora, la lavorazione è proprio made in Veneto, made in Treviso la lavorazione, con coltivazioni in Veneto e all'Isola della Scala. La varietà è il tabacco Kentucky, e la particolarità del sigaro italiano, ricordiamo quindi il nostro partner è Italico, del moderno opificio del sigaro italiano che si trova a Gaierine, dove avviene la lavorazione. La particolarità del sigaro italiano è quello di avere un tabacco che viene fermentato, essiccato col fuoco, che anche le essicca e lo affumicano, però dopo aver avuto un processo di umidificazione e quindi di fermentazione. Per farla brevissima, la stessa differenza che c'è tra il tè verde e il tè nero. È sempre la stessa foglia, una essiccata e l'altra invece poi essiccata, bagnata e fermentata per ottenere il tè nero. Il sigaro italiano si caratterizza proprio da tabacco fermentato. Quindi la scelta che tu hai operato è proprio una scelta anche qui, come dire, in un'ottica di direi un po' particolarità, cioè secondo me un po' come anche nei vini, bisogna fare ricerca, no? Certo, Cioè ci sono ottimi vini un po' commerciali che tutti possono avere facilmente, vai al supermercato. Ci sono vini invece che devi fare le ricerche, devi andarli a trovare spesso nelle cantine. Lo stesso succede anche nel tabacco o in tante altre occasioni, no? Hai detto bene, il distinguo è la qualità. Si può essere piacevoli, informali, leggeri, ma con qualità, oppure potenti, poderosi o con non qualità. Quindi ecco, quello che invitiamo noi è veramente metterci il naso, gli occhi e poi il palato e fare una certa per distinguere e valorizzare la qualità. È quello che faremo oggi. Noi oggi qui fumeremo sia sigari ammezzati, anche aromatizzati, ma anche sigari più importanti, la fumata lenta e la bellezza della fumata del sigaro lungo, dove il fumo si raffredda e dà una piacevolezza diversa, più importante. Quindi anche in questo caso, come nel caso del cibo, non potrete fare questa degustazione, non potrete assaporare, però vi diamo le chiavi per poterlo fare, perché ovviamente potete trovarli in vendita nei migliori negozi di tabacchi, certo. e quindi anche voi potete provare questa l'etichetta italico e le diverse soluzioni proposte che hanno, dall'ammezzato al lungo. Vorrei dire un'ultima cosa, se mi permetti, Luigi. Allora, inizieremo questa degustazione che non tutti sanno che anche in Veneto si producono sigari e si producono a Treviso con tabacco veneto. Non tutti sanno che non è necessario avere dei grandi distillati o anche esteri per abbinarli ai sigari. Noi riusciamo a abbinare vini anche semplici a sigari, dipende appunto che c'è una correlazione, quindi leggerezza del vino, leggerezza del sigaro e via discorrendo e così continuando. Quindi ecco, non diamo per scontato neanche l'abbinamento dei sigari. Bene, detto questo abbiamo detto tutto e quindi guardate le immagini. Lenta a tutti, grazie.